Bene, sono Enrico Fontana e vi do di nuovo il benvenuto alla quinta edizione dell'Ecoforum organizzato da Legambiente Veneto. In questo momento che passeremo insieme nel pomeriggio, accanto a me è Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, e collegato con noi sarà l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin. Lo dedicheremo alle buone pratiche, ai premi, alle menzioni speciali da parte di Legambiente. Ma prima di entrare nel merito dei premiati, lascio la parola a Piero De Candia proprio per raccontarci i numeri del rapporto, del report di Legambiente sui comuni ricicloni e rifiuti free del Veneto. Prego Piero. Allora, come ogni anno stiamo facendo abbiamo fatto la consueta analisi dei dati che ci giungono da ARPAV sullo stato della raccolta, cioè della gestione dei rifiuti in Veneto. Sono dati preziosi quelli che ARPAV ci dà ed elabora, cioè quanto riescono a fotografare la situazione reale del Veneto. Passiamo pure alla prossima slide, alla seconda, grazie. Noi, grazie al lavoro di ARPAV, riusciamo a creare delle classifiche sui comuni rifiuti free, cioè su quelle eccellenze venete che producono all'anno meno di 75 kg di secco per abitante. Sono, cioè, i 75 kg sono quella parte di rifiuto che va a smaltimento, va all'inceneritore o alla scarica. Questo per noi è anche l'obiettivo del prossimo piano di rifiuti, ed è la strada da prendere per un Veneto di rifiuti free. Quest'anno abbiamo anche creato una speciale classifica per i comuni turistici e ci ha introdotto anche il bidone nero. Passiamo pure alla terza slide. Il primo dei 163 comuni su 563 comuni rifiuti free è il comune di Altivole, con 34,4 kg per abitante e l'84% di raccolta differenziata. Un risultato straordinario che dimostra l'impegno e l'importanza di fare bene la raccolta, di mettere in campo dei sistemi straordinari. Passiamo alla quinta slide, dove vi raccontiamo i comuni turistici, quelli dove la pressione delle presenze turistiche è di più di 1 milione di presenze l'anno. Il nostro Veneto si caratterizza molto di quello. Qui vediamo delle ottime performance, e comunque delle performance sempre in crescita, che poi andremo anche a premiare come buone pratiche. Ultima slide, la classifica dei peggiori, che purtroppo ci sono, e perché anche in Veneto, nel territorio dell'eccellenza, ci sono comuni che non raggiungono nemmeno il 10% della raccolta differenziata. Quindi sono pochi, sono poco più di un Cina in tutto, comuni che si meritano il bidone nero perché non raggiungono nemmeno il 50%. Cifre che in molte regioni possono sembrare accettabili, ma per noi non sono assolutamente accettabili. Beh, insomma, lo darei anche io un bidone nero al comune di Roma, da cui vengo, per il quale il 50% è un obiettivo ancora molto lontano dall'essere raggiunto, ma parliamo oggi di buone pratiche, guardiamo al futuro in maniera positiva. Allora vediamo insieme l'intervista realizzata alla sindaca di Altivole, in provincia di Treviso, Chiara Busnardo, che fa parte del Consiglio di Bacino Priula, comune primo classificato in tutto il Veneto
con 34,4 kg di rifiuto pro capite e una raccolta differenziata all'84,8%. Possiamo vedere l'intervista. Rifiuti free per Altivole è innanzitutto un motivo di orgoglio e mostra la sensibilità che ha la nostra comunità per i temi dell'ambiente e dell'ecologia. Come parte del bacino Priula ci siamo impegnati nella raccolta differenziata e i risultati si stanno vedendo. Per il futuro ci auguriamo di migliorare ancora di più la nostra performance. Infatti abbiamo aderito alla Plastic Free Challenge del Ministero dell'Ambiente e inizieremo con una serie di progettualità a livello scolastico e con la popolazione per sensibilizzare ancora di più sui temi dell'ambiente. Eccoci tornato in diretta, allora è collegato con noi e lo ringrazio per essere di nuovo con noi, Giampaolo Bottacin, assessore all'ambiente della Regione Veneto, a cui prima di ascoltarlo voglio chiedere, insomma, che sensazioni prova quando vede queste classifiche in positivo, ma anche quei bidoni neri, saranno pochi ma qualche effetto lo fanno, no Assessore? Sicuramente sì, fanno effetto anche gli aspetti negativi, sarà perché poi dopo generalmente si concentra di più l'attenzione su tutti i problematici, questi aspetti li abbiamo ben chiari, però sappiamo una cosa, sappiamo che fare un buon risultato è possibile e abbiamo la dimostrazione sotto gli occhi. Fare un buon risultato fino ad oggi, lo è ancora, lo sarà anche in futuro, è raggiungere un'elevata percentuale di raccolta differenziata, ma quando si raggiungono dei livelli mediamente, al netto di quello che abbiamo appena detto, di risultati importanti come percentuale di raccolta differenziata, va bene Legambiente a focalizzare su quello che poi è il vero tema, e cioè quello che rimane. Quello che rimane, anche se percentualmente è basso, è importante che sia basso anche come quantità assoluta, e quindi i chilogrammi per abitante prodotto sono un elemento, dopo aver raggiunto un'elevata raccolta differenziata, da monitorare in maniera particolare. Facciamo un esempio, avete citato Altivole, no? Altivole paradossalmente ha una raccolta differenziata leggermente più bassa rispetto a Roncade, che va benissimo, anche Roncade, perché Roncade fa l'86,5% di raccolta differenziata, ma ha ben 12 kg pro capite in più prodotti di materiale che deve essere in qualche maniera smaltito. E quindi l'attenzione appunto di Legambiente, di focalizzare l'attenzione sulla quantità residua, credo che sia particolarmente importante, perché è la grande sfida del futuro. Assessore Bottacin, lei con un esempio molto concreto ha colto una questione fondamentale, che tra l'altro è il primo punto del decalogo, delle 12 proposte di Legambiente per il nuovo piano dei rifiuti, che è il tema della riduzione, no? Delle politiche di prevenzione. Ecco, anche qui la Regione Veneto è impegnata a fare di più nel prossimo piano? Sì, assolutamente sì, quell'obiettivo dei 75 kg per abitante, ma di quello che rimane, ma anche della quantità totale prodotta, credo sia la grande sfida, l'ho detto anche questa mattina, e passa attraverso una serie di azioni, l'azione del cittadino, l'azione dell'amministrazione pubblica, io dico anche l'azione di tutto quel mondo che è il mondo produttivo, perché più riusciamo a generare prodotti che possono essere utilizzati in quantità sempre maggiore, e meglio è. Cito sempre l'esempio dell'imballaggio, no? Purtroppo, per fortuna non lo so, ma insomma le logiche di marketing hanno portato dagli anni 70 ad oggi a un progressivo aumento dell'aspetto relativo al packaging, no? Ormai è una qualità quasi collegata totalmente al valore intrinseco del prodotto. In realtà poi cosa succede? Che compriamo un prodotto e attorno c'è questo involucro che attira l'attenzione, che ha funzioni di marketing, che ha funzioni di potenziamento della comunicazione commerciale, ma che poi, una volta acquisito il prodotto, finisce nel cestino. Può essere anche che sia il cestino della plastica piuttosto che il cestino della carta, per carità, quindi entra nel circolo dell'economia circolare, che va benissimo,
Però se questo materiale non ci fosse a monte, forse sarebbe ancora meglio. Questa è la considerazione che mi sento. Assolutamente sì, grazie davvero di cuore all'assessore all'ambiente Regione Veneto, Giampaolo Bottacini. Io do la parola subito a Luigi Lazzaro, il presidente di Legambiente Veneto, con il suo ospite che è Marco Ferrero, portavoce del forum del terzo settore. Prego Luigi. Grazie, intanto lasciatemi ringraziare l'assessore perché ha colto lo spirito di Legambiente su questo fronte, quello dei rifiuti dell'economia circolare, che, lasciatemi la citazione musicale, diciamo, un'impresa eccezionale come quelle che raccontiamo dei comuni e anche delle buone pratiche che conosciamo oggi. A noi piacerebbe tanto, insomma, che sia normale la normalità e quindi che anche gli altri imparino, diciamo, chi è rimasto indietro a far diventare normale quello che per oggi consideriamo straordinario, ma invece è realtà. Io saluto e ringrazio Marco Ferrero per essere qui, portavoce del forum del terzo settore, che a proposito di iniziative che abbiamo ritenuto, diciamo, degne quest'anno dimensione speciale, ci racconterà, insomma, quello che è stato messo in campo, perché vi cito questa menzione speciale che come Comune di Cicloni vogliamo dare all'esperienza di Forum Terzo Settore con il supporto di Fondazione Cariparo, che ha messo in campo con un progetto Aiutare in sicurezza, mi proteggo per proteggerti, un progetto di rete tra associazioni, cooperative e poi lascio la parola a Marco che lo racconterà meglio di me. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito e grazie per questa menzione che ci onora e ci rende particolarmente felici relativamente a un progetto che abbiamo fortemente voluto e potuto realizzare con il tempestivo e importante sostegno della Fondazione Cariparo proprio nel momento del lockdown in cui anche i nostri volontari, le nostre reti associative di volontari sono state messe a dura prova. È stato possibile appunto mettere in campo questo progetto all'insegna di 4 parole chiave: la solidarietà, la sostenibilità, il lavoro, la dignità del lavoro, il decent work, potremmo dire il lavoro dignitoso, e la formazione, l'educazione. Abbiamo appunto avuto la possibilità con le risorse della Fondazione Cariparo di distribuire 50.000 mascherine riciclabili, riutilizzabili, soprattutto riutilizzabili, certificate in base al decreto legge 18 del 2020, ma non solo, abbiamo formato gli operatori a come rapportarsi all'emergenza che appunto in quei mesi stava dispiegandosi, ahimè, con tutte le caratteristiche un po' che abbiamo imparato a conoscere, che in quel momento non erano tutte del tutto note, e quindi a farlo in sicurezza, tenendo conto che appunto i volontari spesso sono giovani anziani attivi che quindi, come dire, giustamente avevano qualche preoccupazione nel mantenere questo impegno civile che da sempre contraddistingue le nostre realtà associative. Quindi un patrimonio di 80.000 volontari per queste 2 province, delle reti associative che fanno parte del forum del terzo settore, hanno potuto appunto non far mancare il loro impegno in un momento di bisogno. E allo stesso tempo questo progetto ha consentito, diciamo, una riconversione industriale di 3 cooperative sociali, 2 della provincia di Rovigo e 1 della provincia di Padova, che in questo modo hanno potuto garantire i rapporti di lavoro, i posti di lavoro che altrimenti sarebbero stati messi in discussione o quantomeno avrebbero dovuto trovare la strada della cassa integrazione. Così non è stato e quindi abbiamo appunto messo insieme questa rete di realtà all'insegna appunto di un intervento solidaristico, anche educativo, di formazione, ma soprattutto che tenesse conto anche del tema della sostenibilità ambientale, perché 50.000 mascherine che possono essere riutilizzate fino a 30 volte, capite che ha un impatto piccolo, ma nemmeno poi tanto piccolo. Quindi grazie davvero per questa menzione che ci onora e di cui ringrazio Legambiente, perché è comunque, come dire, uno stare dentro a una rete di operatività, di sensibilità e di buone pratiche, di cui Legambiente in questo caso è uno dei principali attori sul nostro territorio, che fa un po' da riferimento da tanti anni. Grazie Marco, un esempio di come in un momento di crisi si possa mettere in campo solidarietà, inclusione, circolarità, perché economia circolare, produzione di mascherine, che poi sono quelle che indossiamo anche qui all'Ecoforum di Legambiente, che abbiamo con tanta soddisfazione distribuito anche noi insieme a voi nel territorio. Grazie Marco, ripasso la parola a Enrico Fontana.
Beh, avete ascoltato come una fondazione, il forum del terzo settore, le cooperative sociali possono costruire quelle risposte che a noi piace chiamare di economia civile, circolare e civile, che tengono insieme tutela dell'ambiente, salvaguardia dei posti di lavoro e risposte ai bisogni dei territori. Adesso entriamo nelle categorie dei comuni rifiuti free, cominciamo a vedere insieme con un video che ve li presenta i comuni rifiuti free sotto i 5.000 abitanti. Può partire intanto questo video. Abbiamo visto insieme in questa carrellata i comuni sotto i 5.000 abitanti rifiuti free della regione Veneto, ma ora vediamo l'intervista al sindaco di Agugliaro in provincia di Vicenza, Massimo Borghettini, comune primo classificato per questa categoria. Può partire il video. È importante per il comune di Agugliaro essere anche quest'anno ai vertici delle classifiche dei comuni rifiuti free. Siamo arrivati qui perché si sono comportati in maniera egregia i miei concittadini, che hanno differenziato in maniera buona l'immondizia e ci hanno permesso ad arrivare a un'altissima percentuale di riciclo, e di questo li ringrazio. Questo è importante per un paese piccolo come Agugliaro, perché dà il suo contributo alla lotta mondiale contro i cambiamenti climatici, contro l'inquinamento, per il bene di tutti. Vogliamo fare ancora di più di quello che già stiamo facendo nelle manifestazioni pubbliche, sagre e quant'altro che faremo. Abbiamo intenzione di utilizzare tutto materiale riciclabile, perché l'economia circolare del riciclo e del recupero è l'economia del domani. Avete visto i sindaci, compreso il sindaco di Agugliaro, ricevere questo premio con la fascia tricolore, per segnare l'importanza, l'ufficialità di questo riconoscimento che arriva da Legambiente. Ma io do ora la parola a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, con la sua ospite studio, perché è tornata a trovarci l'assessore all'ambiente del comune di Padova, Chiara Gallani, per la seconda menzione speciale dedicata questa volta alla raccolta differenziata. Prego Luigi. Sì, grazie. Siamo qui con appunto Chiara Gallani, che condivide questa menzione speciale che inseriamo ai comuni ricicloni di quest'anno con il Ingrosso Cina di Padova, perché
sono stati capaci di mettere in campo un percorso di accompagnamento, di comunicazione e di formazione sulla raccolta differenziata che nel giro di un anno è entrata diciamo in azione e oggi sta permettendo di, oltre a coinvolgere più di 100 negozi e 500 operatori e clienti, sta riuscendo a portare risultati importanti. Do la parola a Chiara Gallani, che ringrazio per essere tornata con noi. Grazie. Grazie Gigi, grazie per questa menzione. Devo dire che è una grande soddisfazione presentarla qui. I risultati sono arrivati all'inizio del periodo pandemico, quindi li abbiamo congelati e finalmente in questa sede di forum regionale possiamo parlarne. Una buona pratica che riguarda un grande produttore di rifiuti, quindi una buona grande pratica, un anno, dei mesi di formazione, ma grandissimo impegno del centro Ingrosso Cina, del comune che aveva questo obiettivo, quindi si lavora con i cittadini ma si lavora anche con le realtà produttrici di rifiuti. Ve lo racconteranno meglio, ma con questa organizzazione pazzesca che coinvolge migliaia di persone che arrivano al giorno, oltre a 100 stand, siamo passati da 0 a 100, soprattutto per alcune frazioni di rifiuti, quindi per me è un piacere parlarne qua, vedere i risultati e lasciare che siano proprio loro a parlarne. Grazie Chiara. E allora una alla volta invito qui il direttore del Centro Ingrosso Cina, il dottor Mattiazzi. Grazie per essere qui. Piacere mio. Il ruolo ovviamente diciamo del direttore, perché è un ruolo cruciale nell'organizzazione, penso, di questa impegnativa sfida. Certo, quello di cercare di mettere assieme tante situazioni molto diverse l'una dall'altra, ma con una buona dedizione e pazienza ci siamo riusciti. Abbiamo portato direi a compimento un progetto importante, ma che è però importante soprattutto anche dal punto di vista della gestione generale del complesso, che senza di questo non sarebbe stato possibile. Io ringrazio ovviamente tutti quelli che si sono prestati, soprattutto i nostri maggiori utenti, clienti cinesi, che si sono adoperati, devo dire, con molta dedizione per portare avanti questa iniziativa, e che abbiamo, secondo me, stiamo portando avanti con buonissimi risultati. È essenziale, è fondamentale che questo possa procedere. Grazie dottor Mattiazzi. Invito subito qui allora anche il referente Fabio Young. Se dico bene, ricordo che il percorso è stato un percorso di coinvolgimento, di informazione e formazione bilingue, chiaramente che ha portato risultati. Grazie. Mi dispiace per troppo, io prima di tutto dico io non parlo bene italiano. Comunque volevo dire, ringrazio tanto l'assessore Canali e anche la signora Mattiazzi, perché dal nostro centro mai più o meno già 15 anni, e in questi 15 anni ambiente tipo come quello di rifiuti per noi sono molto importanti, è una cosa a parte del nostro lavoro. E l'ultimo anno abbiamo parte di questo oggetto, adesso diciamo ambiente più bello di prima, e tutto lì la commerciante cinese dentro, adesso sono molto contento come adesso. Bene, grazie. Quindi non solo raccolta differenziata, ma anche più bello e più accogliente i luoghi dove è stata organizzata. E quindi anche complimenti a chi l'ha organizzata, voi insieme al Comune di Padova. Grazie. E a questo punto io lancio una nuova categoria di comuni, un video per i comuni rifiuti free tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Prego, possiamo andare.
Abbiamo visto insieme questa carrellata di primi cittadini che si sono aggiudicati il premio di Legambiente come comuni di rifiuti free nella categoria tra i 5 e i 15.000 abitanti. Voglio ricordare che sono dati elaborati da Legambiente sulla base di quelli raccolti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, anche quest'anno particolarmente significativi. Allora ascoltiamo insieme in questo video il commento del direttore dell'ARPAF, che è stato nostro ospite questa mattina, Luca Marchesi. Può partire il video. Quella del Veneto resta una delle situazioni eccellenti nel nostro paese, in Europa e direi anche nel mondo. Abbiamo percentuali di raccolta differenziata altissime, una capacità di differenziazione delle frazioni e quindi di avvio al recupero molto elevate, che restano una delle eccellenze italiane. Siamo quindi perfettamente in sintonia con la nuova visione del mondo, che è caratterizzata dalla cifra dell'economia circolare. Anche da questo punto di vista le nuove direttive europee, i nuovi orientamenti del Paese e della Regione del Veneto sono perfettamente in linea con quelle che sono le performance del nostro sistema produttivo e del nostro sistema di gestione e raccolta dei rifiuti, con un importante contributo dei cittadini. Soddisfazione più che legittima, ma andiamo alla terza categoria di comuni rifiuti free premiati da Legambiente, quella con fasce di popolazione comprese tra i 15.000 e i 30.000 abitanti. Vediamo di nuovo insieme questa carrellata di premi. E ora diamo la parola a due sindache che hanno due importanti riconoscimenti da parte di Legambiente. La prima ovviamente è la sindaca di Vedelago, Cristina Andretta, che ascolteremo in una sua dichiarazione. Primo ha classificato Vedelago in questa categoria, e poi a seguire la sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, premiata da Legambiente perché è il comune che ha avuto la migliore crescita, la migliore performance negli ultimi 5 anni. Vediamo insieme, una dietro l'altra, queste due dichiarazioni. Allora, essere un comune rifiuti free è sicuramente un traguardo importante, vuol dire che in questi anni si è lavorato nella direzione giusta. Il comune di Vedelago ha aderito a un consorzio insieme a tanti altri comuni della provincia di Treviso, e questo fatto di aver fatto una raccolta differenziata porta a porta sicuramente ha portato dei buoni frutti. La cittadinanza ormai è molto attenta nel differenziare il rifiuto e questo è una cosa che ci onora. Il traguardo importante che anche stiamo percorrendo attraverso le scuole, con i nostri ragazzi, i nostri figli, con l'istituto comprensivo, e sono proprio loro i primi a segnalare quando un rifiuto non viene messo nell'apposito contenitore, perché sono molto attenti, e questo sicuramente è una cosa importante. Cosa ci aspetta nel nostro futuro? Il progetto del consorzio è quello di arrivare a rifiuti zero, quindi a non produrre nessun tipo di rifiuto secco. È un traguardo ovviamente ambizioso, speriamo che attraverso una progettazione, una programmazione seria si possa arrivare a questo grande obiettivo, che ci permetterebbe veramente di essere soddisfatti di quel percorso che abbiamo intrapreso ormai da molti anni. Allora, Oderzo è stato l'ultimo comune del comprensorio a entrare a utilizzare il sistema della raccolta differenziata del porta a porta spinto. Questo abbiamo fatto questa scelta, a parte eravamo gli unici rimasti a non farla, ma sicuramente perché viene più facile la raccolta differenziata, e soprattutto la raccolta differenziata aumenta di qualità perché si differenzia in modo migliore. Il problema appunto prima era che anche nella raccolta differenziata fatta sulle campane c'era meno attenzione, e quindi anche il riciclaggio della plastica non rendeva tanto quanto può fare adesso. Inizialmente c'è stato un po' di inevitabile disorientamento, ma poi come sempre qualsiasi novità viene recepita, imparata, compresa, e quindi diciamo la stragrande maggioranza dei cittadini di Oderzo ha imparato ad abituarsi a questo sistema del porta a porta spinto. Certo, esiste sempre ancora qualche irriducibile
poco educato che abbandona i rifiuti, quindi permane questo problema dell'abbandono dei rifiuti che cerchiamo di risolvere un poco con le videocamere. Stiamo organizzando un sistema anche appunto in collaborazione con Savno per cercare di risolvere questo problema, e dobbiamo però anche ringraziare molti cittadini che invece alcuni segnalano, e la segnalazione è diciamo volta a un buon fine, e altri addirittura che intervengono personalmente. Abbiamo addirittura un'associazione di volontari che vanno a raccogliere le immondizie nei fossi e in varie parti della città. Quindi ringraziamo i cittadini, e comunque noi ci mettiamo sempre tutto l'impegno per migliorare anche appunto questo problema dell'abbandono del rifiuto. Bene, eccoci di nuovo in diretta. Ovviamente il primo contributo video non era quello della sindaca di Vedelago, Cristina Andretta, ma del vice sindaco Marco Perin. Siamo alle pensioni speciali, di nuovo questa volta dedicate in particolare ai comuni turistici, una categoria a cui Legambiente presta molta attenzione. Caorle è il primo comune per la percentuale di raccolta differenziata tra quelli ad alta frequentazione, con più di 1 milione di presenze l'anno nel 2019. Noi ci auguriamo che rapidamente queste presenze tornino a crescere anche a partire da quest'anno. È collegato con noi al prossimo anno il vice sindaco Giovanni Clemente Comisso. Prego, vice sindaco. Sì, buongiorno. Noi siamo partiti 3 anni fa dove non ci schiodavamo da una differenziata che superava appena il 40%. Per cui abbiamo pensato di fare il salto di qualità e ci siamo impegnati in questo nuovo tipo di raccolta per Caorle. Caorle 2 anni fa ha fatto l'anno scorso 4.700.000 presenze, e quindi c'era una situazione abbastanza difficile da capire, nel senso che oltre a quelle presenze ci sono anche le presenze dei pendolari, ma anche dei proprietari di seconde case, che qui sono moltissimi. E quindi al primo anno, pur avendo fatto una propaganda molto ampia, però fatta attraverso le lettere, attraverso le mail, il risultato è stato molto deludente e preoccupante. Per cui abbiamo cambiato strategia, siamo andati a prenderci tutti gli amministratori di condomini e di villaggi turistici, e da lì siamo partiti anche con molta collaborazione da parte dei cittadini. E in 3-4 anni riusciamo a mettere tutto il territorio comunale con il sistema del porta a porta. Ora abbiamo già raggiunto il 60% e contiamo di arrivare tranquillamente al 65% con l'anno prossimo, dove tutto il territorio sarà, come dire, sprovvisto dei cassonetti stradali, e tutti avranno ancora delle problematiche. Abbiamo bisogno comunque sempre della collaborazione dei cittadini, altrimenti non si va da nessuna parte. Però insomma, così facendo, anche con molte critiche, anche con chi voleva tornare sui propri passi, siamo riusciti, come dire, ad avviare questa operazione virtuosa che ci dà molta soddisfazione. Grazie al vice sindaco Giovanni Clemente Comisso. Per non far torto a nessuno, Caorle è il primo comune del litorale veneto orientale. Perché il primo comune in assoluto per quanto riguarda la raccolta differenziata? Lo ascolteremo tra un po', insieme ai comuni ad alta vocazione turistica, insieme a Gigi Lazzaro, con il suo ospite, il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Prego Luigi. Grazie Enrico. Grazie Sindaco per essere qui. Sì, il Comune di Abano, che è un piacere di avere ospite con noi, perché ha confermato la progressione e quindi le performance di qualità rispetto alla percentuale soprattutto di raccolta differenziata, ma anche come quantità di rifiuto secco residuo, perché tra la speciale classifica comuni ricicloni dedicata ai comuni turistici, quindi quelli con una alta frequentazione turistica, con più di 1 milione di turisti di frequentazioni all'anno, Abano con 2 milioni se non sbaglio all'incirca di turisti all'anno, ha, diciamo, apprezzabili risultati e dimostra che anche nei territori a alta pressione turistica si può organizzare un servizio di qualità. Prego, Sindaco di Abano. Intanto grazie dell'invito, è un onore per me rappresentare il Comune di Abano Terme, che da qualche anno sta progredendo verso questo risultato. Abano, è vero, è fra le prime 25 città in Italia per numero di presenze turistiche, fa quasi 2 milioni di presenze all'anno, ha alberghi, non solo quindi utenza domestica, ma anche alberghi che producono rifiuti. Quindi il nostro percorso è un percorso che da qualche anno sta sviluppando i suoi risultati, anche con delle difficoltà, ma oggi arrivare al 74% di raccolta differenziata per noi è un grande vanto, perché non è solo un aspetto legato
al tema dei rifiuti, ma si incardina in una visione di città sostenibile, green, che viene rafforzata anche attraverso questo tema. La fatica dei cittadini e delle imprese, che sicuramente all'inizio è stata supportata dall'amministrazione, poi sta trovando una giusta dimensione anche con il coinvolgimento delle scuole, perché è una cultura che noi dobbiamo introdurre, e la cultura sappiamo che ha spesso dei tempi non brevi per essere cambiata. Ce la stiamo facendo, siamo molto contenti di questo risultato, non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare in questa progressione che a nostro avviso connoterà sempre di più Abano come città della salute, della sostenibilità, della mobilità lenta, e quindi una città a tutto tondo sostenibile. Grazie, quindi Abano, diciamo, i rifiuti, la gestione dei rifiuti è un tassello di un percorso di sviluppo sostenibile di Abano che ci auguriamo tutti, e grazie al sindaco Barbierato per essere stato qui con noi, e in bocca al lupo, diciamo, per il percorso in questo senso. Ripasso la parola a Enrico Fontana. Ma io, siccome sono un po' sgrammaticato, approfitto di un attimo di tempo che abbiamo a disposizione, perché una domanda voglio farla anch'io al sindaco di Abano Terme. Che cosa si aspetta dal prossimo piano regionale rifiuti del Veneto? Ma mi aspetto che sia fatta un'azione coordinata fra istituzioni, perché solo il coordinamento fra istituzioni permette poi di arrivare tutti a un certo risultato, chi ci arriva prima, chi ci arriva dopo. Mi dispiacerebbe vedere una parte di territorio che progredisce e una parte che rimane indietro. Se questo territorio progredisce, lo fa insieme, e credo che sia la Regione il giusto punto di coordinamento di questa crescita che ci auspichiamo sempre più sostenibile e sempre meno impattante per il nostro territorio. Grazie per questo richiamo al gioco di squadra, al lavorare insieme che caratterizza questo Ecoforum dall'inizio di questa mattina. Ha accennato il sindaco di Abano Terme al tempo che ci vuole perché la cultura possa cambiare, la consapevolezza da parte delle persone, e allora Legambiente ha deciso di aprire una finestra su 2 esperienze che guardano proprio all'educazione e alla comunicazione. La prima è un premio che viene assegnato al Comune di Padova da uno dei partner di questo nostro Ecoforum. Ideaplast è un fumetto dedicato alle scuole, ma dovrebbe essere collegato con noi Giuseppe Cottini, marketing manager di Ideaplast, eccolo, a cui lascio volentieri la parola per raccontarci di che cosa si tratta. Sì, buongiorno a tutti, grazie Enrico. Siamo veramente orgogliosi come azienda di andare a premiare il Comune di Padova, che vi sta ospitando in questa diretta di Ecoforum. Nella fattispecie ringrazio anche l'assessore Gallani per la disponibilità. Vogliamo, non so se è presente la prima slide del mio intervento, vogliamo premiare il Comune di Padova appunto con questo, non solo virtualmente ma anche concretamente, con questo libretto che abbiamo sviluppato in collaborazione con un disegnatore, che praticamente aiuta ad andare a spiegare plastica sì, plastica no, il perché l'utilizzo appunto della plastica non deve essere demonizzato, ma deve essere responsabilizzato, soprattutto dal punto di vista dei più piccoli. Quindi premieremo le scolaresche del Comune di Padova con questo libretto, che anche in maniera giocosa va a spiegare com'è la plastica, come deve essere poi anche raccolta per dare luogo in seconda vita ad altri materiali. Vi racconto brevemente il perché Ideaplast da 30 anni si occupa di materie plastiche. In questi anni comunque l'amore appunto per la ricerca e l'innovazione ci ha portato a realizzare un centro di sviluppo, di ricerca e di sviluppo che permette di andare a creare nuovi materiali e soprattutto di andare a recuperare quella che è la plastica da raccolta differenziata e ricrearla per dare una nuova vita. Lo facciamo tramite soprattutto la realizzazione di giochi e arredi in plastica seconda vita, quindi attraverso un ciclo virtuoso volto al risparmio di costi e risorse per aziende e comuni in generale. Non so se possiamo vedere se chiami le slide
la slide dell'economia circolare, così lo spiego brevemente qual è il flusso, ma non vi voglio rubare poi tantissimi minuti. Eccola qua. Praticamente partiamo da una raccolta differenziata, andiamo a selezionare il materiale, a trasformarlo, ci occupiamo anche della progettazione appunto di questi giochi e di questi arredi, oltre a quelle dell'installazione. Vi lascio brevemente con una considerazione che è proprio quella di una pagina che il National Geographic aveva dedicato al pianeta e alla plastica nel 2018, addirittura nel 2018. Non so se abbiamo la slide. Sì. Le slide stanno andando tutte una dietro l'altra, senza problemi. Ok, perfetto, grazie mille. Io non le vedo, quindi non so se arrivano. Comunque questa slide per noi è veramente importante, perché, come spiegavo prima, per il premio che abbiamo fatto al Comune di Padova, la plastica non deve e non può essere considerata un rifiuto. State parlando anche voi da tutta la mattina, deve diventare prepotentemente una risorsa a disposizione delle pubbliche amministrazioni per progetti di aggregazione e inclusività, quale giochi e arredi in plastica seconda vita, per far sì appunto che non vada gettata nel mare. Io vi ringrazio ancora per la disponibilità, per l'invito, per lo spazio che ci avete dedicato. Mi complimento ancora col Comune di Padova e con tutti gli altri comuni virtuosi e lascio di nuovo la parola a Enrico. Grazie mille. Grazie davvero di cuore a Giuseppe Cottini, scusate. L'assessore Gallani ci ha dovuto lasciare per ragioni di lavoro, ma ha ricevuto il testimone, del premio che ha ottenuto e anche degli sforzi che ha fatto per meritarselo. Vorrei coinvolgere un attimo in un dialogo Luigi Lazzaro e Giuseppe Cottini, perché una delle criticità che sono emerse è proprio quella relativa alle filiere di riciclo della plastica nello straordinario patrimonio dell'economia circolare del Veneto. Ecco, Luigi Lazzaro, innanzitutto questo, ancora pochi impianti per valorizzare questa frazione di rifiuti che viene dalla raccolta differenziata, è così? Beh, è così, nel senso che era una materia che eravamo abituati a inviare a mercati esteri sostanzialmente, e quindi su cui si concentrava ma forse una scarsa qualità della raccolta. I mercati esteri hanno iniziato a stringere la cinghia perché gli obiettivi, per fortuna, sono iniziati a valere un po' per tutti, e quindi dalla Cina ai paesi asiatici hanno iniziato a rifiutare questo tipo di materiale, che oggi diciamo è in qualche modo in difficoltà nel trovare collocazione di mercato. Ha bisogno che questo materiale si creino le condizioni per essere recuperato e in qualche modo avviato al riciclo. Ecco, Giuseppe Cottini, lei è il marketing manager di Diaplas. Quali sono le principali difficoltà che sta incontrando proprio per collocare sul mercato i prodotti che vengono dalla plastica seconda vita? Se dovesse riassumerle. Ma allora, oggi diciamo che la grossa criticità è proprio far capire il valore di questi prodotti. È vero che con i CAM e i CPP, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, ci vengono un po' incontro perché sono degli obblighi proprio di legge, però si fa ancora fatica a percepire ancora quello che è il valore, perché plastica è considerata plastica. Bisogna, per appunto, come abbiamo fatto anche con il Comune di Padova, quello che fa comunque Diaplas nel comunicare cosa c'è dietro, comunicare correttamente che non è plastica vergine, ma è plastica proveniente da un recupero. Quindi secondo me il grosso problema oggi è ancora quello della comunicazione. Usciamo da un periodo che è stato quello dell'hashtag plastic free, che sicuramente ha messo ancora più in difficoltà un'azienda come la nostra, in cui la plastica doveva scomparire addirittura dalla terra. Non è così, va data veramente una seconda vita. Quindi anche, parlavano prima anche di packaging, il collega che mi ha anticipato, anche nella ricerca di nuovi packaging, cioè oggi bisogna studiare il prodotto e capire poi questo prodotto che fine vita possa avere. Non basta più solamente pensare a un prodotto e poi vabbè, quando sarà la fine della sua vita poi pensarci, ecco. Ha segnalato, grazie a Giuseppe Cottini, un problema legato alla comunicazione, e può seguire insieme a noi, ascoltare insieme a noi un giovanissimo che di comunicazione se ne intende molto, Gioele Fabris, che dovrebbe essere collegato con noi online, a cui andrà
la menzione speciale come eco-influencer. Ecco è il progetto Economie Circolari di Comunità, promosso da Legambiente, finanziato dal Ministero del Lavoro, 12 territori, 15 rehab attivati, si chiamano così, 2 tra l'altro in Veneto, uno in una Green Station che è quella di San Stino di Livenza e il secondo a Vicenza, proprio in collaborazione con la cooperativa Insieme. Leggo a Gioele Fabris le motivazioni di questo riconoscimento: per aver influenzato follower e fans nei social media verso un consumo critico, raccontando l'economia circolare del riuso e del riutilizzo. Le storie pubblicate da Gioele Fabris dai negozi e mercatini dell'usato stanno raggiungendo centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, e ha accumulato Gioele Fabris oltre 300.000 fan sulla piattaforma TikTok. Allora Gioele Fabris dovrebbe avere un video, dovrebbe esserci un video che racconta questa piattaforma, questa esperienza, ma lascio volentieri la parola a Gioele Fabris, prego. Hola puttai! Oggi hanno riaperto i templi della felicità, i mercatini dell'usato. Quindi io e la Sofia siamo andati a fare un giro. È pieno di specchi e di vestiti brutti, tipo questi pinocchietti. Ma è pieno anche di vestiti di marca, tipo questo maglioncino della Polo a 6 euro. Ma dove lo trovate? Il mio shopping di oggi era tutto sul beige. Un cappotto di Burberry originale a 19 euro. Purtroppo troppo grande, ma lo volevo. Poi cose che solo delle modelle di Milano si metterebbero, ma che starebbero comunque bene a solo a loro. Ecco, questo anche no, proprio no. Ho fatto un po' di try-on. Poi siamo andati nella sezione CD e tipo c'era Enrique Iglesias e Lady Gaga. Ditemi voi, qualcuno ha mai visto un CD di Beyoncé nei mercatini dell'usato? Io no. Parlando di Beyoncé, ecco il santino. Poi abbiamo rumegato, abbiamo cercato un po' di vasetti di vetro. Ho trovato dei cucchiai e mi è venuto in mente Liam Payne. Ferragamo. Fatemi acquisti pazzi, stasera si va a mangiare fuori perché è il compleanno di papà. Ciao papà. Allora, abbiamo visto in azione Gioele Fabris, prego, a te la parola. Buon pomeriggio, grazie per avermi dato l'opportunità di spiegare questo mio percorso. Allora, da cosa è nato tutto? È nato, in breve parole, tutto semplicemente da dei video che io facevo in modo tranquillo e naturale su TikTok, appunto, in cui spiegavo ciò che facevo e il fatto che io andassi a comprare dei vestiti nei mercatini dell'usato. Diciamo che questo trend è girato in tutta l'Italia e ora veramente persone da tutta l'Italia mi chiedono consigli su dove andare a comprare appunto vestiti usati. E io sono molto fiero di questa cosa perché uno è una cosa che fa bene all'ambiente, nel senso riciclare e riutilizzare soprattutto appunto vestiti usati. E seconda cosa, ho proprio, cioè non voglio vantarmi di questa cosa, però ho lanciato un po' questa moda del riutilizzo dei vestiti, soprattutto tra noi giovani, che non era una cosa vista benissimo al tempo, e io appunto insieme a Cooperativa Insieme sono riuscito a creare dei video anche esplicativi di come funzionasse il sistema dietro e tutto appunto il riciclo dei materiali. Ed è piaciuto molto, effettivamente ha fatto veramente tante visualizzazioni e un buonissimo riscontro da parte del pubblico, e quindi io sono fiero di me stesso anche per aver contribuito a portare avanti questa ideologia più che buona. Guarda Gioele Fabris, hai tutti i motivi per essere orgoglioso. Intanto io sto facendo vedere, spero lo veda anche tu, il certificato che hai, l'attestato che ti arriverà poi a casa, con la menzione speciale da parte di Legambiente. Vi ringrazio davvero. Ma davvero grazie di cuore. Questa è quella che avete ascoltato, un'esperienza concreta. Io in un minuto vorrei chiedere a Gioele Fabris, che ancora ci segue, se dovesse dare un consiglio a Legambiente per migliorare la sua comunicazione social, cosa gli consiglierebbe? Una cosa che io ho sempre detto anche a Cooperativa Insieme è il fatto che noi, generazione Z, Gen Z, abbiamo un livello di comunicazione molto particolare, o almeno il nostro livello di attenzione è molto basso, quindi ci servono veramente degli spot sinceri, degli spot molto veloci, perché appunto anch'io parlo in modo molto veloce proprio per quello, perché le persone devono ricevere continuamente informazioni e non annoiarsi, e appunto ovviamente cercare la cosa più attizzante del discorso, perché sì, siamo anche interessati ai dati effettivamente, perché sappiamo che facciamo qualcosa di buono, però ci serve anche qualcosa che ci dica ok, perché devo fare qualcosa che possa far bene all'ambiente? Lo faccio solo per l'idea o lo faccio proprio per vedere un risultato? Quindi sì, semplicemente una comunicazione un po' più fresca, appunto, che secondo me si può raggiungere solamente parlando con una persona appunto della mia età. Assolutamente sì, comunicazione più fresca, fatene tesoro amici di Legambiente Veneto, facciamone tesoro tutti guardando ai giovani che hanno questi numeri e questo successo, ma ci sono comuni, qui cominciamo a salire di classifica, che hanno raggiunto obiettivi importanti di rifiuti free avendo oltre 30.000 abitanti, quindi lanciamo ora questo video che è con la classifica dei comuni sopra i 30.000 abitanti e a seguire
l'intervista al vice sindaco di Montebelluna, primo classificato in provincia di Treviso, Elzo Severin. Possono partire i contributi video. Essere una città a rifiuti zero significa avere una raccolta differenziata spinta al massimo. Questo significa un grande impegno da parte dei cittadini proprio a diversificare la raccolta in modo appunto da poterla inviare nelle apposite sedi dove viene riciclata. Riciclo massimo, ripeto. Noi in questa realtà siamo molto fortunati perché essendo soci del consorzio Priula abbiamo appunto un consorzio che già è avanti in questa realtà. Mi vengono in mente appunto 2 attività che ha il consorzio che riguardano appunto il riciclo. Uno è il riciclo dell'umido che viene trasformato in compost, per cui una sostanza molto utile per l'agricoltura. E l'altra realtà è quella del riciclo di tutti i pannolini, nel senso che non è che vengano riciclati, ma vengono trasformati e vengono prodotte appunto delle sostanze che poi possono essere utilizzate in varie attività di tipo industriale per costruire altri prodotti. Bene, abbiamo ascoltato insieme il vice sindaco di Montebelluna, Elzo Severin, ma adesso do di nuovo la parola a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, nel suo studio con il suo ospite per un'altra buona pratica da premiare. Grazie Enrico, sì, sono qui con il progetto di ACLI Padova e Rovigo, il progetto Rete Solida. Massimiliano Monterosso è venuto a trovarci, grazie per essere qui. Uno di quei progetti, o meglio, una di quelle esperienze di inclusione circolare, così le abbiamo definite nel dossier Comune di Cicloni, che abbiamo inserito come storia che pensiamo sia giusto raccontare, perché è un progetto che si inserisce nell'ambito dello spreco alimentare, del recupero dello scarto alimentare, coinvolgendo una rete importante di partner. Ma prima vediamo un video che ACLI ci ha fornito per conoscere da dentro l'esperienza di ACLI. Con il progetto Rete Solida, nel territorio di Padova e Rovigo, dal 2012 le ACLI recuperano frutta, verdura, cibo cotto e prodotti alimentari che altrimenti andrebbero buttati e le donano a chi ne ha bisogno. Grazie a una rete di contatti costruita nel tempo, Rete Solida intercetta il cibo che rischia di essere sprecato e lo consegna a realtà che possono riutilizzarlo. In un anno sono stati recuperati oltre 200.000 kg di frutta e verdura fresca, diverse tonnellate di cibo cotto avanzato dalle mense scolastiche. Ogni mese recuperiamo decine di migliaia di euro di prodotti dai supermercati. Migliaia di persone hanno mangiato ogni giorno grazie a Rete Solida. Tra associazioni, gruppi, comunità e cooperative che raccolgono le eccedenze, attualmente più di 60 enti no profit fanno parte della rete dei beneficiari. Grazie, intanto grazie mille di aver pensato a noi, fa piacere avere un riconoscimento anche dopo tutti gli anni di lavoro. Rete Solida che dal 2008 e poi dal 2012 con più voga ha lavorato per di fatto intercettare tutto quello che potrebbe diventare rifiuto ma che è ancora poi in realtà utilizzabile per fini solidaristici, quindi con una rete importante di enti del terzo settore che già si muovevano sul territorio. Rete Solida si innesta per recuperare quello che poi loro possono mettere a beneficio delle persone che hanno bisogno. Con numeri anche importanti. Rete Solida oggi fa girare all'incirca 1 milione equivalente di euro all'anno, quindi tonnellate e tonnellate e tonnellate di cibo. Pensate solo alla frutta fresca, dalle 200 alle 400 tonnellate all'anno di cibo che altrimenti andrebbe distrutto e che invece diventa risorsa per le persone che hanno più bisogno, con una rete di enti, dalle parrocchie alle Caritas, alle associazioni, cooperative e chi altro sappiamo che lavori bene, che riescono poi a raggiungere migliaia di persone. I dati nostri parlano anche a seconda poi dei periodi dell'anno, di 10-15 mila persone addirittura raggiunte dai prodotti donati.
persone che hanno bisogno. Ricordava Massimiliano che hanno accesso a una quantità importante di frutta e verdura fresca che altrimenti invece andrebbe buttata via. Io ringrazio davvero Massimiliano Monterosso e passo la parola a Enrico Fontana per procedere con il resto delle menzioni speciali. Bene, sì, andiamo avanti ascoltando queste buone pratiche, si allarga il cuore. Sentite com'è possibile trasformare quello che fino a un momento prima era uno spreco in una risorsa che genera nuova economia, perché questa è la chiave di volta, non solo risolvere problemi ambientali, ma generare nuova economia e anche lavoro, creare occasioni di lavoro. Le buone pratiche che ascolteremo insieme, la prima, il primo premio che è dato come riconoscimento di buona pratica di Legambiente, ha un'esperienza di buona gestione di raccolta, quella dell'AIM di Vicenza, ricordo ancora l'unica città con più di 100.000 abitanti nel Veneto che fa oltre il 70% di raccolta differenziata. Possiamo appunto vedere il video relativo a questa menzione speciale. Allora, sì, il dato è molto importante e mi permetta di esprimere la soddisfazione della società che rappresento per questo risultato che vede un miglioramento partito da 15 anni fa intorno al 40% come raccolta differenziata, arrivare adesso a superare il 70% è indubbiamente una soddisfazione ed anche il coronamento di un lavoro che è stato fatto da tutta la struttura. Naturalmente quello che ci interessa non è fermarci al dato quantitativo, che pure, ripeto, ci dà soddisfazione, ma è soprattutto continuare a restare in questa situazione ed anzi potenzialmente migliorarla. Ma l'altro aspetto assolutamente importante è cercare di migliorare la qualità del rifiuto che viene differenziato e quindi poi recuperato, perché sappiamo bene che migliore la qualità del materiale che poi noi diamo alle attività che sono autorizzate a recuperare i rifiuti, migliore è l'efficienza che si ottiene dal recupero e quindi l'incentivazione a fare sempre meglio. Un contributo da parte di AIM di Vicenza dopo aver ricevuto questa menzione speciale. Seconda menzione speciale, premio buona pratica, questa volta alla SESA per la produzione di compost di qualità, compost pellettato idoneo per l'agricoltura biologica. Vi ricordo la società Estense di servizi ambientali di Este per Terra Euganea, questo è il titolo. Anche in questo caso possiamo vedere il contributo video che ci è arrivato per questo Ecoforum promosso da Legambiente Veneto. Prego. L'azienda che rappresento, SESA, dà un grande contributo a questi risultati perché noi trattiamo soprattutto il rifiuto umido, la frazione organica, quindi la FORSU, la cosiddetta FORSU, e riusciamo da questa a prendere tutti gli elementi che ci può dare. Praticamente gli elementi sono 6. Riusciamo a produrre energia elettrica, energia termica, riusciamo a produrre biometano, CO2, compost e per ultima l'acqua, che da un punto di vista economico non è una grande cosa, ma da un punto di vista ambientale è certamente una grandissima cosa. Gli ultimi sviluppi, le ultime innovazioni nostre ci permettono di raffinare il biogas e di separare in metano e in CO2 la raccolta. Il nostro biometano ci permette di far funzionare tutti i nostri mezzi a biometano, quindi proviamo a immaginare quanti litri di gasolio togliamo dalla strada, e credo che sia assolutamente una cosa bella da un punto di vista di economia circolare. I nostri automezzi fanno la raccolta con il metano prodotto dai rifiuti. Altro elemento, la CO2 che riusciamo a raccogliere e a vendere è importantissimo, perché è una CO2 che altrimenti sarebbe liberata nell'aria. I nostri numeri sono assolutamente importanti, parliamo di qualche decina di milioni di metri cubi di biometano, altrettanti di poco meno di CO2. La cosa che ci rende orgogliosi è proprio di aver compiuto quindi una vera e propria economia circolare. Per ultimo mi fa assolutamente piacere così citare il nostro impianto di serre prodotte con tutti gli elementi degli scarti di cucina, per cui il riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua, il compost, che il compost che produciamo è un ammendante carico di azoto che va nei campi, che ritorna a dare sostanza organica nei campi, riducendo quindi l'uso di fertilizzanti chimici.
Bene, quello che abbiamo ascoltato in questo video è Leonardo Renestro, che è presidente di SESA. Adesso dalle buone pratiche nella raccolta differenziata, nel compostaggio dei comuni, alle menzioni speciali per i consorzi di bacino rifiuti free. Sono 2 le menzioni speciali, cominciamo dalla prima, quella che è dedicata al consorzio di bacino di Priula, e vediamo insieme il video di Giuliano Pavametto, presidente del Consiglio di Bacino. Ricordo che qui la percentuale di comuni rifiuti free è veramente alta, veramente importante. Può andare il video. Buongiorno a tutti. La forza del nostro modello si basa su 3 soggetti fondamentali dell'ambito: i cittadini, gli amministratori dei comuni che lo costituiscono, il braccio operativo dei comuni, rappresentato dalla società in-house Contarina SPA al 100% di natura pubblica. E dalla sinergia tra questi 3 soggetti, se nel bacino Priula è stato possibile ottenere dei risultati che un tempo si pensava fossero irraggiungibili, quale ad esempio importante la riduzione del rifiuto secco per abitante, che è ora inferiore addirittura a 45 kg. Per il futuro sono convinto che ci siano ancora ampi spazi di miglioramento, e in particolare nella valorizzazione del rifiuto raccolto, diventato ora una risorsa. Fondamentale sarà il proseguo della sinergia tra i soggetti che ho prima ricordato, con un allargamento della partecipazione e dell'impegno verso l'esterno, collaborando con imprese e istituzioni ad ogni livello, tra l'altro anche con le università. Restando uniti sarà più facile trovare risorse e soprattutto idee per raggiungere risultati e obiettivi che anche oggi ci sembrano impensabili. Eccoci, seconda menzione al consorzio di bacino Sinistra Piave, Roberto Campagna il presidente, che vedremo in questo video, con risultati forse ancora più importanti come diffusione e presenza dei comuni rifiuti free. Prego l'intervista. La Sinistra Piave in questi anni ha raggiunto degli ottimi risultati per quanto riguarda il cosiddetto rifiuti free. Rifiuti free significa anche economia circolare. Economia circolare mi fa pensare a investimenti, occupazione, economia per il territorio. Questo significa che come Sinistra Piave, ma non da soli, insieme a tutti i bacini del Veneto, vogliamo cercare di portare sviluppo utilizzando appunto le nuove tecnologie che ci sono messe a disposizione. Quindi sicuramente gli obiettivi che ci poniamo per il futuro è di perseguire questa strada nell'economia circolare, quindi nella sostenibilità, e soprattutto in questi periodi in cui stiamo vivendo una particolare crisi anche economica, l'economia circolare ci potrebbe permettere di uscire in maniera molto più rapida. Per quanto riguarda invece le attività specifiche del Consiglio di Bacino, continueremo sicuramente nelle campagne informative, perché riteniamo che questi risultati raggiunti non siano per sempre, quindi bisogna sempre lavorare insieme ai cittadini per mantenere e, se possibile, migliorare questi risultati. Bene, siamo alla conclusione, come potete capire da questa immagine che sta andando in diretta ora, della quinta edizione dell'Ecoforum organizzato da Legambiente Veneto. Prima di dare la parola per i saluti conclusivi a Piero De Candia e Luigi Lazzaro, decideranno loro l'ordine, come, in che modo salutarvi e darvi appuntamento. Ricordo e ringrazio davvero di cuore per la media partnership, perché questa diretta streaming è stata trasmessa anche da loro: la Nuova Ecologia, il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi. Gli altri partner li abbiamo ringraziati all'inizio di questa Ecoforum e li riportiamo nel cuore perché lo hanno reso possibile. Allora, a chi la parola? Luigi Lazzaro, Piero De Candia? Parlo io? Parla Luigi. Direi che è doveroso ringraziare chi ha reso possibile questo evento digitalizzato per la prima volta, un'esperienza che abbiamo vissuto in diretta, come chi ci ha seguito e come chi ci vorrà rivedere, speriamo, perché i contenuti di oggi, sia della mattina che del pomeriggio, credo possano essere di stimolo per creare percorsi insieme e migliorare sempre di più sul fronte della gestione dei rifiuti nella nostra regione. E grazie ovviamente, per ultimi ma i più importanti, tutto lo staff operativo dell'Associazione di Legambiente Veneto, che ha dato una mano dietro le quinte. Oggi voi avete visto quello che esce da questo montaggio, ma è stato un lavoro di squadra. Devo ringraziare uno per uno tutte le persone che ci hanno dato una mano, da Melissa Morandina, Giulia Bacchiega, a Francesco Tosato, Andrea Tosato, a Elena Camporese,
e se dimentico qualcuno chiedo grazie a Piero De Candia di aiutarmi. C'è Rina Caterina Nale, Nale, Caterina Nale, Martina Buffolo, Nicolò Silvoni, Giorgia, e spero di non essermi e tutti i nostri circoli che oggi ci hanno seguito nella comunicazione, condividendo questa, diciamo, esperienza con noi, e speriamo, diciamo, di riuscire a fare di nuovo appuntamenti come questo, ma anche di rivederci senza queste mascherine e di poter riprendere anche un'attività corpo a corpo che tanto ci piace per migliorare il nostro territorio. Bene, allora grazie davvero di cuore a tutti. Fatemi ringraziare infine per l'ospitalità la cooperativa Pleiadi e tra i nostri partner Trama in particolare, che ha curato l'allestimento di questo fantastico studio con i prodotti dell'economia circolare e soprattutto tutta la ripresa video di questo Ecoforum Veneto. Alla prossima, è stato come sempre un piacere dare una mano.